A Cortina c'è poca voglia di parlare. Nel più tranquillo fuoristagione la bufera, che da un anno scuote il palazzo, non accenna a calmarsi. I cortinesi, tradizionalmente riservati, ora lo sono ancora di più e i pochi che si incontrano o si defilano o usano la massima cautela, nonostante le rassicurazioni dello stesso Andrea Franceschi, sindaco sospeso ed in esilio a San Vito. Cortina è un paese diviso. Per il nostro sindaco io penso che finché non ci sono dei gradi di giudizio avanzati è presto per fare delle valutazioni, sono solo chiacchiere da bar, ecco. Io credo che il nostro sindaco sicuramente non ha fatto quello che ha fatto, non l'ha fatto in malafede, questa è una mia convinzione, però sono anche convinto che ho visto delle interviste da lui effettuate in questi giorni, continua con la sua aggressività e questo sicuramente non giova né a lui né tantomeno a Cortina. Ma certo che mi dispiace, però staremo a vedere, insomma. Tutti ci auguriamo comunque che sia possibile riconquistare in questo paese la serenità, ripeto, e l'armonia che serve per la gestione di tutti gli importanti appuntamenti che ci stanno aspettando, che ci stanno inseguendo ormai. I toni sono giorno dopo giorno più duri fra maggioranza e minoranza consigliare. A renderli incandescenti la richiesta di dimissioni presentata da Ghezze e compagni, richiesta legittima in altri tempi. È normale che l'opposizione chieda le dimissioni, perché l'ideale sarebbe che tutti andassero a casa e poi la magistratura, col tempo che ha, farà quello che deve fare, poi si vedrà chi ha ragione e chi ha torto. Una comunità divisa che è monitorata dalle forze dell'ordine che raccolgono segnali di preoccupazione continua. Ma che periodo è questo per la regina delle Dolomiti? Sicuramente non è uno dei periodi migliori. Secondo me è bruttissimo. Un periodo molto triste. Cortina ultimamente è un po' troppo sui giornali per la cronaca più che per tutti gli eventi belli che avvengono.